Non abbiamo mai cacciato nessuno e non abbiamo mai parlato di sfratti perché nessuno è stato sfrattato. Nessuno sfratto, l'assessore al sociale della Regione del Veneto Manuela Lanzarin lo scandisce a chiare lettere, rispondendo così alle critiche piovute addosso a Palazzo Balbi dopo l'entrata in vigore della legge di riforma delle ATER, che ha introdotto contratti a termine e nuovi canoni parametrati al reddito e alla situazione patrimoniale degli inquilini. L'impianto complessivo della legge resta saldo, ma presto saranno presentate quelle modifiche richieste da più parti. Io credo che nell'arco di una decina di giorni arriveranno i primi provvedimenti di giunta, che saranno provvedimenti che vanno a modificare il regolamento e quindi che poi saranno al vaglio della seconda commissione consigliare. Modifiche che terranno in considerazione le fasce più deboli, soprattutto anziani e disabili. Ci sarà una personalizzazione, ci saranno anche dei criteri per permettere che chi ha messo via un po' di soldi, qualche soldo, non parliamo di grandi somme perché quelle secondo noi insomma hanno un altro impatto, che hanno messo via qualche soldo anche per la vecchiaia, in previsione della vecchiaia, insomma saranno salvaguardate, non c'era nessuna paura appunto di essere, come qualcuno ha detto, cacciati. E sugli inquilini più fragili aveva chiesto delle modifiche lo stesso comune di Treviso. Ci sono delle criticità che sono emerse ad esempio sull'utenza anziana che occupa immobili con grandi metrature e quindi in quei casi là bisogna intervenire necessariamente a nostro avviso.